naturalmente ragazzi, l'ho detto all'inizio, io sono rimasto totalmente scioccato dalla notizia della morte di Diogo Jota e abbiamo fatto anche un post su Instagram, insomma, era veramente il minimo sindacale. Assurdo quanto la vita possa colpire duro in determinati momenti. Poi Juve Diogo Jota veniva da una stagione comunque tendenzialmente incredibile dal punto di vista sportivo, si era appena sposato, aveva 3 figli, praticamente stava tornando in Inghilterra, non vorrei dire stronzate, doveva farlo tramite barca perché aveva subito un intervento e per cui era stato sconsigliato di volare. Cioè veramente la fatalità è una cosa incredibile e praticamente per lo scoppio di una gomma è successa una tragedia allucinante. Due ragazzi di 28 e 26 anni sono morti. Volevo un attimo fare un passaggio proprio per, diciamo, onorare un po' la memoria di questi ragazzi perché quando succedono queste cose io mi sento veramente male, mi sono sentito male uscendo fuori dal calcio, cioè quando non so quanti di voi se lo possono ricordare quando morì Simoncelli in MotoGP, io penso è stato una delle prime volte che forse piansi